Immagine carico di braccianti agricoli stranieri finisce in un canale a Chioggia. In 6 riescono a salvarsi. Trappola mortale per 2 lavoratori e l'autista. Il cordoglio del sindaco, la rabbia dei sindacati. Ieri la protesta anti-Israele, oggi quella dei radicali contro Putin e il padiglione Russia. La manifestazione nel giorno di apertura al pubblico della Biennale, lunghe code di turisti. Ho semplicemente aiutato un'amica in difficoltà, parla la 17enne di Chioggia che ad Asiago ha salvato una compagna di classe colpita da crisi epilettica sul bus. Sempre più festa alpina la 97esima adunata nazionale di Genova, le voci e i racconti delle penne nere su Antenna 3 dalle 21:15, la serata alpina con i cori, domani dalle 7:30 la diretta non stop per lo sfilamento. Prima il corteo acqueo in Canal Grande, poi l'abbraccio con città e tifosi in piazza San Marco, la festa del Venezia promosso in Serie A. Buonasera, bentrovati, eccoci con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali e partiamo dalla tragedia che si è consumata all'alba a Chioggia, dove un minivan partito dal Polesine carico di braccianti agricoli stranieri è uscito di strada ed è precipitato in un canale a Calino. 3 le vittime, abbiamo raccolto il cordoglio del sindaco Armelao e la rabbia dei sindacati. 3 giovani hanno trovato la morte all'alba mentre andavano a lavorare, intrappolati in un furgone uscito di strada e finito dentro al canale di fronte all'idrovora di Calino a Chioggia. Erano in 9 su quel minivan partito da Rodigino, tutti di origine marocchina. 6 sono riusciti ad uscire dal mezzo. Per 3 di loro non c'è stato nulla da fare. I loro corpi sono stati recuperati durante l'intervento dei vigili del fuoco con il nucleo regionale dei sommozzatori. Uno aveva 33 anni ed era al volante del furgoncino. Gli altri sono 2 braccianti agricoli di 25, 2 residenti a Cavarzare, 1 a Portoviro. L'allarme era stato lanciato alle 6:30 del mattino da un passante. Io ovviamente sono stato avvisato dai carabinieri che era successo questo incidente. Il primo pensiero ovviamente alle vittime, perché mi hanno detto che erano decedute 3 o 4 persone, perché si dovevano ancora immergere i vigili del fuoco. La perdita di carburante dal mezzo finito fuori strada ha reso necessario un intervento anti-inquinamento del consorzio di bonifica Delta Po. Strada Margherita è stretta e soprattutto piena di curve. Quella dell'uscita di strada è addirittura a 90 gradi. Il minivan ha sfondato un muretto ribaltandosi e precipitando in acqua. 3 uomini che lavoravano con sacrificio e dignità hanno perso la vita in modo drammatico, ha scritto il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, lasciando sgomento e tristezza nell'intera comunità. Oggi purtroppo è successa questa cosa, magari l'hanno percorsa anche tante volte questa strada, però è stata fatale questa fuoriuscita dal mezzo. 3 lavoratori morti in un fossato all'alba su un furgone, diretti chissà dove a fare chissà cosa, senza nome e non sappiamo con quale contratto, hanno scritto in una nota Daniele Giordano e Alessandra Frontini, segretari generali della CGIL e della Fly CGIL di Venezia. Questo è quello che il sistema produce e che ogni tanto, quando va storto, ci mostra nella sua brutalità. Durissima anche la CISL. Qui il tema centrale è un altro. Sono le condizioni di lavoro, la sicurezza, la regolarità dei trasporti e la dignità delle persone coinvolte. La consigliera regionale Dem Monica Sambo chiede che si faccia piena luce su quanto accaduto, chi erano queste persone, in che condizioni lavoravano, come erano stati reclutati e trasportati. Non deve restare nessuna zona d'ombra. La UIL ricorda che i morti sul lavoro quest'anno in Veneto sono già quasi 40, un numero inaccettabile. Per noi è una forte vicinanza alle famiglie, a loro, e capire che di lavoro non si può continuare a morire. Voltiamo pagina, prosegue l'inchiesta della Procura di Venezia sul vice ispettore della Questura ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale su una donna transessuale. È un vice ispettore 40enne, il poliziotto della Questura di Venezia, è finito ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata. La vicenda nasce da una denuncia presentata a marzo da una donna transessuale. Racconta presunti abusi avvenuti in questura dopo il fermo di lei insieme a un'amica transessuale per furto alla nave De Vero di Marghera, appunto 3 mesi prima.
Secondo l'accusa, dopo l'accompagnamento in ufficio, il vice ispettore avrebbe avanzato una proposta sessuale in cambio della cancellazione della denuncia. Al rifiuto, una delle due donne sarebbe stata abusata nei locali della questura. A sostegno della denuncia sono stati acquisiti anche screenshot di messaggi WhatsApp tra la presunta vittima e il poliziotto. La Questura di Venezia ha avviato procedimenti disciplinari interni. Le accuse sono ora al vaglio della magistratura. La Biennale adesso, ieri la protesta anti-Israele, oggi quella contro Putin e il padiglione Russia. Le sirene antiaeree ucraine risuonano alla Biennale fino quasi a coprire la musica che viene diffusa a ripetizione dagli schermi piazzati fuori dal padiglione russo. Il flash mob di Più Europa vuole fare ascoltare a tutti i visitatori il suono che gli ucraini sentono da 4 anni, ha spiegato il segretario Riccardo Maggi, quello degli allarmi che annunciano i bombardamenti russi sulle loro teste. Ai manifestanti di Più Europa si erano appena aggiunti quelli di una manifestazione indetta dai radicali, che assieme a membri della comunità ucraina ha raggiunto i giardini partendo da San Marco. Non siamo né contro l'arte, tantomeno contro l'arte russa, siamo invece contro la censura di Stato e soprattutto l'uso politico dell'arte, perché la presenza della Federazione Russa in quanto tale alla Biennale non è apolitica, non è neutrale, è un ulteriore avanzamento di un'idea di mondo che non ci piace, perché è contro la democrazia e contro la libertà. E questo è un concetto ribadito inevitabilmente più volte di fronte alle dichiarazioni della Biennale che giustifica la presenza russa in nome della libertà dell'arte. L'arte non è libera in Russia, dove artisti dissidenti devono scappare se vogliono continuare a fare gli artisti oppure uniformarsi al regime. Questo vogliamo dire a buttafuoco. L'arte oggi per la Russia è uno strumento di propaganda. Parole simili arrivano anche dal governo. Nelle stesse ore il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovan Battista Fazzolari ha definito la raffazzonata apertura del padiglione russo alla Biennale di Venezia uno degli esempi più evidenti della gratuita visibilità concessa al regime putiniano. I fronti aperti sono parecchi. Meno di 24 ore prima una manifestazione di solidarietà alla Palestina e contro la presenza di Israele alla Biennale aveva vissuto momenti di tensione durante un tentativo di forzare il blocco delle forze dell'ordine. Ma in realtà la protesta era già dentro la Biennale, con diversi padiglioni chiusi per lo sciopero dei lavoratori della cultura solidali con la causa. Uno dei tanti aspetti unici di questa edizione, iniziata senza una cerimonia d'apertura, senza il ministro della cultura e anche senza giuria internazionale che si è dimessa in blocco. Il Leone d'Oro e il Leone d'Argento saranno assegnati dai visitatori, una cosa che a Venezia non manca mai. All'apertura dei cancelli, che alle 11 ha dato il via alla Biennale, c'era mezzo chilometro di fila ai giardini e circa 200 metri all'Arsenale. Ma la città in queste ore fa da sfondo anche alla grande festa del Venezia che ha battuto il Palermo, ha vinto lo scudetto, festeggia la Serie A, il corteo acque e quindi la festa a San Marco. Siamo in diretta con Lorenzo Maier e Simone Merlo. Lorenzo. Buonasera allo studio, siamo nel delirio più totale e ci sono i fumogeni arancio nero verdi, c'è stata la festa, si è alzata al cielo di San Marco la coppa e adesso impazza la musica da discoteca, bandiere arancio nero verdi, i coriandoli arancio nero verdi e soprattutto il nome di Venezia, del Venezia Football Club, che è stato iscritto nella coppa, che è opera peraltro di un artigiano vetraio muranese, quindi davvero una grande festa. Il Venezia Football Club è entrato nella storia. Ci troviamo proprio davanti a questo palco dove hanno sfilato tutti i giocatori e hanno ricevuto la medaglia della Serie B per la vittoria di questo campionato e appunto hanno alzato la coppa. Ma si è parlato anche di futuro e di come costruire la squadra per la prossima stagione, quindi davvero un grande entusiasmo, un progetto, quello del Venezia, che vuole andare avanti. È stato detto a chiare lettere dal direttore generale Filippo Antonelli, è un progetto che grazie a questa proprietà americana ha le basi per
durare a lungo, quindi la squadra, la società si attrezzeranno per fare un buon campionato di Serie A, ma oggi, come ha detto il mister Giovanni Stroppa, ci godiamo la festa, una festa che è iniziata con il corteo acqueo, davvero suggettivo, che ha portato tutti i giocatori sul Canal Grande, e poi arrivo qui in piazza tra l'entusiasmo dei tifosi e il leone di San Marco. Ovviamente tra i più gettonati, tra i più acclamati c'è stato John Yeboah, ma anche il Sadumbia, Filippo Stankovic e Andrea Dorante, premiato come miglior giocatore del campionato dalla Serie B. E c'è soprattutto la nuova presidente che ha ballato insieme ai tifosi e che è salita sul palco per ricevere la coppa dalla dirigenza della Lega di Serie B. Un'altra cosa molto bella è che oltre ai colori arancio, nero, verdi, i giocatori hanno portato le varie bandiere delle loro nazioni in un abbraccio di fratellanza e di pace. Se non avete domande dallo studio, io insieme a Simone Merlo, che ha curato la parte tecnica, vi restituiamo la linea. Grazie a Lorenzo Mari e a Simone Merlo, grazie per queste bellissime immagini da una spettacolare piazza San Marco. Noi restiamo nel veneziano per raccontarvi una storia che in realtà è a cavallo anche con l'altopiano di Asiago, quella di una studentessa di 17 anni. Sentiamo cosa ha fatto. Stavamo andando a scuola e a un certo punto una ragazza si è iniziata a sentire male, io ho riconosciuto subito i sintomi di una crisi epilettica, allora sono uscita dai sedili, sono andata verso di lei nel corridoio del bus e l'ho messa subito in posizione di sicurezza, così da essere sicuri che non si soffocasse appunto. Poi ho coordinato due ragazzi, una ragazza di chiamare gli educatori per farli arrivare con il farmaco e invece un ragazzo di chiamare l'ambulanza, infatti dopo poco, dopo 15 minuti è arrivata e la ragazza adesso sta bene, è a casa. L'importante appunto era quello e mi hanno ringraziato anche i medici di Asiago perché hanno detto che sono stata brava a metterla in sicurezza, infatti non ha riportato nessun trauma e sta bene. Sangue freddo e concentrazione, è così che la 17enne Matilde Armelao, studentessa al Rigonistern di Asiago e figlia del sindaco di Chioggia Mauro Armelao, è riuscita a soccorrere una compagna mentre si trovavano sullo scuolabus per raggiungere l'istituto superiore. Una prontezza di riflessi che le ha permesso davvero di fare la differenza. Fondamentali anche le conoscenze acquisite durante un corso sulla sicurezza fatto in un campo scout quasi per caso, ma qui al caso non è stato lasciato proprio nulla. Ho avuto un secondo per dire ok, devo darle una mano perché sennò stava male e non ho pensato in realtà ad altro, mi sono concentrata solo su di lei, infatti non mi sono accorta quello che stava succedendo intorno, io pensavo solo a lei che stesse bene. Ho pensato solo ad aiutare una coetanea, dice la studentessa Chioggiotta, che si divide tra la scuola e gli allenamenti di pattinaggio artistico allo stadio del Ghiaccio di Asiago. Ma il suo gesto non è passato inosservato, tanto che anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani, si è complimentato con lei attraverso un comunicato. Questa è una storia a lieto fine che riempie di orgoglio tutta la nostra comunità, scrive il governatore. Matilde rappresenta un esempio positivo per tutti i suoi coetanei, dimostra quanto sia importante la capacità di trasformare ciò che si apprende in un aiuto concreto nei momenti di difficoltà. È palpabile la soddisfazione di Matilde. Sono contenta che gli sia arrivata voce, così da sapere che ci sono anche dei ragazzi bravi che fanno delle buone azioni. Andiamo alla campagna elettorale per le comunali. A Mestre stamattina presentate le liste dei venetisti in appoggio al candidato sindaco di Venezia Pierangelo Del Zotto per Prima il Veneto. Il fatto che Venezia sia diventata una città turistica o di moda comporta che i prezzi sono impossibili e quindi i giovani non hanno la possibilità di fare famiglia. E io una soluzione ce l'avrei, il Comune di Venezia possiede 2500 appartamenti, io credo che il Comune di Venezia, un comune non abbia nella propria mission l'essere possessore o proprietario di appartamenti, quindi vanno tutti piazzati sul mercato, venduti a un prezzo ovviamente che non sia di mercato ma che non sia neanche di troppo comodo e soprattutto che poi la vendita sia legata a non farli trasformare in B&B o turismo di rapina. Quando ho sentito che Pierangelo si candidava non sono andato alla ricerca di altri candidati o di dire dobbiamo trovare qualcuno dei nostri per fare concorrenza.
Pierangelo non ha bisogno di tante altre parole, perché? Prima cosa, è indipendentista, se volete autonomista se vi spaventa. Seconda cosa, è veneziano. Con tutto rispetto per quelli di Santa Lucia di Piave o dintorni, per amministrare Venezia bisogna conoscere e vivere Venezia. Quando sono nato, nel 1961, 135.000 abitanti residenti. Guardiamo in questi giorni meno di 48.000. Mi riferisco chiaramente a dove che sia acqua salsa, che sia chiaro. Se andiamo a vedere gli effettivi residenti, qualcuno dice che sono anche meno. Se vanno a vedere i contatori che girano, siamo 35.000. Un esodo biblico. Le dichiarazioni del presidente ANCI Veneto, Mario Conte, a proposito dei finanziamenti che sono stati concessi recentemente nel PNRR ai comuni italiani. Solo il 2,2% delle richieste fatte dai comuni veneti è stata finanziata. Il 40% delle richieste dei comuni campani, il 55% di quelli della Calabria, il 49%, se non sbaglio, di quelli della Sicilia. E questa è una cosa che bisogna dire ai nostri cittadini. Io vengo dalla parte occidentale del Lombardo-Veneto e, un po' come tanti di noi, negli ultimi anni ci siamo trovati in un modo o nell'altro orfani. In appoggio all'unica lista con degli autonomisti che si presenta a Venezia, Del Zotto merita assolutamente il nostro impegno, ma tutta la lista, ma ricordatevi che ci sono liste civetta e questa è l'unica di autonomisti indipendentisti. E sempre oggi a Mestre la presentazione della lista del Movimento 5 Stelle a sostegno, in questo caso del candidato sindaco del centro-sinistra, Andrea Martella. Venezia ha bisogno di idee, ha bisogno di competenze, ha bisogno di passione e ha bisogno soprattutto di gente che l'ami davvero. Anche l'europarlamentare veneziana Carolina Morace, già allenatrice di calcio nonché ex calciatrice, alla presentazione delle liste per il Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale alle 6 municipalità con candidato sindaco del centro-sinistra Andrea Martella. Il primo problema secondo me è il problema della casa. Venezia non è un museo, il problema della casa è un problema che condividiamo con tutta Europa ed è un problema che sentono in maniera particolare i giovani. Tra l'altro Venezia è sede di una delle più prestigiose università italiane, per cui qui si vive in maniera particolare il problema della casa. Capolista per il comune Sara Wiesmann. Gli obiettivi sono sempre molto ambiziosi. Il Movimento 5 Stelle da sempre si caratterizza per l'attenzione, per l'ambiente, per il guardare gli ultimi, il poter ritornare ad avere una città vivibile. Il Movimento 5 Stelle in questa tornata elettorale è in coalizione e appoggia il candidato sindaco Andrea Martella perché da anni sta lavorando assieme a tutti gli altri componenti dell'opposizione per dare una vera svolta a questa città e una vera alternativa, perché in questi 10 anni abbiamo visto svilite moltissimi aspetti fondamentali che invece servono per dare una guida sicura a questa città. Tra i temi ambiente, pace, integrazione e diritti sociali, con la proposta di istituire a Venezia un assessorato alla pace. A intervenire anche il palestinese Amjad Yakba, originario della Giordania e oggi cittadino italiano, docente universitario, architetto e esperto di spicco nella cooperazione internazionale allo sviluppo. La moschea è un punto che tra l'altro non dovrebbe essere affrontato così. La moschea è un luogo di preghiera, di culto, garantito dalla Costituzione. Tutti i candidati vanno nelle moschee a cercare voti dai musulmani, però poi il problema è di regolare queste cose. Un'amministrazione non può continuare, o chi fa parte dell'amministrazione non può continuare a trasmettere paure alla gente. Io capisco la preoccupazione di una parte e la dall'altra, e il dialogo è il metodo migliore che si possa utilizzare per risolvere i problemi. Ospite invece del direttore di Media Nord-Est Luigi Bacciali a Focus TG, il candidato sindaco per Futuro per Venezia Mestre Luigi Corò.
Futuro Nazionale non si presenta quest'anno perché è in fase costituente, però hanno concesso ai propri iscritti di poter presentare in autonomia una lista civica e noi l'abbiamo fatto perché riteniamo doveroso far sentire la nostra voce. Una lista civica che proviene dalle fila del partito di Vannacci, Futuro Nazionale, Futuro per Venezia Mestre, si presenta alle amministrative con l'obiettivo di portare i valori del partito anche nell'amministrazione veneziana. Ritengo un'opportunità per Venezia di avere in Consiglio Comunale noi, in quanto portatori di valori che si stanno perdendo. Così il mondo non va, il mondo sta andando veramente alla rovescia. Vogliamo che anche Venezia possa ripartire. Vogliamo ridare un futuro a Venezia, Mestre e Marghera. Punto cardine del programma, la lotta al degrado. C'è ancora molto da fare. Noi possiamo vincere la battaglia contro il degrado, però dobbiamo imporre delle regole ferree. Ci vuole una tolleranza zero nei confronti di chi delinque, in particolare nei confronti degli spacciatori. C'è bisogno di investire con l'aumento dell'organico della polizia locale, soprattutto con servizi in borghese. Inoltre la proposta dell'utilizzo di telecamere di sicurezza con il riconoscimento facciale. Telecamere che sono in grado di avvisare quando un certo personaggio, attraverso il riconoscimento facciale, si trova in quell'area. Io dico, li conosciamo, ancora meglio li conosce la legge, basta utilizzare questa tecnologia e quando li si vede il sistema può immediatamente allertare e li si può andare a prendere prima ancora che inizino, tra virgolette, il loro servizio. Sul tavolo anche proposte per la casa e la residenzialità. Vogliamo fare una politica che permetta ai nostri concittadini di avere alloggi, soprattutto le coppie giovani, così da poter dare un futuro alla nostra terra. C'è bisogno che le aziende che vogliono investire su Venezia, sul nostro comune, aprano ai nostri giovani, senza lo sfruttamento. Futuro per Venezia Mestre con la sua lista si presenta come proposta alternativa e come terzo polo. Noi vogliamo essere quell'alternativa pulita. Stop agli scandali, stop ai favoritismi, stop al malgoverno. Se la popolazione recepisce il nostro messaggio, credo che ci abbiamo delle opportunità pure noi. Ma queste sono anche le ore della grande festa alpina di Genova, le emozioni della 97esima adunata nazionale degli alpini continuano dunque su Antenna 3, oltre ai collegamenti in diretta nei nostri telegiornali e servizi. Stasera vi ricordo la serata alpina in diretta dalle 21:15, vedremo la grande rassegna dei cori delle penne nere al Teatro Carlo Felice, poi collegamenti dalle piazze, dal porto e dalla nave degli alpini con i nostri inviati e poi domani dalle 7:30 per tutta la giornata la diretta non stop per raccontare il momento clou dell'adunata, vale a dire lo sfilamento delle penne nere con i commenti e la possibilità di mandare come sempre i vostri messaggi da casa. Davvero non perdetevi questa grande festa alpina sulla nostra emittente. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Adesso l'edizione di Treviso, subito le previsioni del tempo. Arrivederci.